Confessato il 17enne che ha ucciso la zia a coltellate per poi gettarne il cadavere nel fiume, la tragedia familiare accaduta a San Stino di Livenza. Da martedì il primo tratto di via Commerciale sarà chiuso al traffico causa una serie di lavori alla condotta fognaria, disposta una viabilità alternativa. Il segretario provinciale della CGIL ribadisce le perplessità del sindacato sul comparto turistico, lo sviluppo non premia gli addetti. Soccorso alpino e 118, ma anche l'uso del defibrillatore, la storia della catena di sopravvivenza che ha salvato un 60enne colpito da arresto cardiaco. Imperativo vincere per le Orchette, la pallanuoto femminile domani sera sfida la SIS Roma, bisogna conquistare la partita per sperare nella bella e andare in finale. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario che si apre con la cronaca, che si apre con una tragedia familiare accaduta a San Stino di Livenza, un vero e proprio orrore. Un 17enne ha ucciso la zia Chiara Guerra nella legnaia della villa di famiglia e poi ha gettato il cadavere nel canale. Per trasportarla forse ha usato una carriola. La confessione shock davanti ai carabinieri. È una vera e propria task force quella messa in campo per recuperare il corpo di Chiara Guerra, con uomini e mezzi che sono arrivati da ogni angolo del territorio dopo la confessione del nipote 17enne resa nottetempo davanti ai carabinieri, l'ammissione di aver ucciso la zia, insegnante 53enne a Sant'Ostino di Livenza, di averlo fatto con un coltello da cucina nell'imponente villa di famiglia in via Fratelli Cervi, poi di essersi sbarazzato del suo corpo nel canale Malgher a circa 1 chilometro dal luogo del delitto, trasportandola pare su una carriola, scene dell'orrore che gli inquirenti coordinati dalla Procura dei Minori di Trieste, competente per il Veneto orientale, stanno verificando con meticolosità assoluta, vista anche l'età del killer che diventerà maggiorenne fra pochi mesi. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un rimprovero avvenuto in un clima già esacerbato da questioni economiche dovute alla gestione del patrimonio familiare. Da un lato la donna, dall'altro il fratello, padre della ragazzo, lo stesso 17enne pare avanzasse delle pretese, di certo una convivenza difficile nonostante l'ampiezza degli spazi e la distribuzione su più immobili. Ma una famiglia per bene, quello è il problema. Non era problemi di soldi, era problemi di incomprensione tra fratelli probabilmente. Incomprensione, perché recentemente hanno fatto anche la divisione della parte del perimetro dell'area per che ognuno conosca il suo. Il movente comunque resta da appurare e per questo si stanno sentendo i familiari. Quanto alla dinamica, la lite tra zia e nipote sarebbe avvenuta giovedì pomeriggio all'interno della legnaia nel parco della villa. Qui sarebbero state trovate macchie di sangue nonostante il ragazzo avesse tentato di ripulirle. Da capire se sia stato anche inscenato un furto. Parte della casa sarebbe stata ritrovata a soqquadro, forse un tentativo di sviare le indagini. Il giovane inoltre avrebbe una sospetta frattura al polso, a questo punto compatibile con una colluttazione. Il medico legale Antonello Cirnelli è già al lavoro, ma quello su cui ora si deve fare luce sono anche le modalità con cui il giovane studente nel porto gruarese avrebbe trasportato la zia su una carriola coperta con un telo e poi quel volo nelle torbide acque del Malgher, affluente dell'Oncon, dove avrebbe gettato anche l'arma del delitto. Per questo, accanto alla macchina del recupero fatta di sommozzatori, droni ed elicottero, drago decollato dal Marco Polo, si è mossa in contemporanea quella investigativa. Nelle immagini vedete il prelievo da un'abitazione privata di un occhio elettronico che potrebbe aver catturato qualche frame. Tra la villa dell'orrore e il canale ci sono quasi 900 metri. Lo stesso comune ha messo a disposizione l'intero sistema della videosorveglianza. Incredulo il primo cittadino. Siamo qui da questa mattina, sto seguendo assieme alle forze dell'ordine tutte le indagini, forze dell'ordine che ringrazio per l'operato e per quello che stanno facendo. Una famiglia ben conosciuta e ben voluta all'interno del territorio, ben integrata all'interno del territorio comunale, famiglia storica di San Stino di Livenza, anche per il lavoro che fanno e che faceva la vittima. Sindaco che ha seguito le operazioni per tutto il giorno in una comunità già provata per la mattanza di Cinzia Luison, la parrucchiera uccisa a bottigliate nel dicembre 2022
altri 2 dal marito, condannato all'ergastolo, ferite individuali e collettive che in una domenica di metà giugno si riaprono in tutta la loro violenza. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. All'origine dell'omicidio, dissidi economici, sotto sequestro la casa dell'orrore, un vicino ha parlato con il 17enne. La mattina, giovedì mattina mi sembra che come solito andava a lavoro, basta. Da quel momento là non l'ho più vista. Dopodiché ho visto gran confusione e tutto lì, finita lì. Stamattina siamo venuti a sapere quello che è successo. Inimmaginabile. Inimmaginabile. Ragazza eccezionale, riservata, non era sposata, amava i suoi nipoti, quindi non capisco. Il ragazzo, che ragazzo era? Un ragazzo normale, come tutti, 17 anni, 18 anni, dopo cosa è capitato non si sa. Una tragedia della normalità, a sentire gli amici e i vicini di casa della famiglia Guerra che non trovano risposte di fronte all'inferno che si sarebbe consumato all'interno di questa imponente villa padronale in via Fratelli Cervi a Sant'Ostino di Livenza, dove i tanti cartelli di sequestro attaccati ai cancelli dai carabinieri sembrano quasi tracciare una linea di morte che porta all'interno della legnaia. Nessuno giovedì avrebbe sentito urla o rumori sospetti. La villa è avvolta da un ampio parco. Senta, lei non ha visto il ragazzo, non ha visto movimenti strani, la carriola? Non ho visto niente, no. Io abito qua, ho visto tanti carabinieri, tanto movimento, ma non ho visto nient'altro. L'altro dirimpettaio è il signor Filippo, che torna alla giornata di venerdì, quando alcune colleghe dichiarano, non vedendola arrivare a scuola per gli esami di terza media, lei, sempre puntualissima, si sarebbero recate in villa. Lì è partito un primo allarme. Io ho visto prima delle signore lì davanti all'ingresso della casa e poi sono arrivati anche i carabinieri. Passa qualche ora e il vicino incontra un giovane. 2 giorni dopo capisce che non è stato un dialogo come tanti. Io ho visto un ragazzo che camminava dentro lì al cortile e l'ho fermato, l'ho chiamato, gli ho detto: ma cosa sta succedendo? E lui mi fa: mia zia ieri sera non è rientrata e siamo preoccupati, non sappiamo cosa è successo. Io gli ho detto: speriamo non sia successo niente, e poi lui è andato via per gli affari suoi, insomma. Io ho parlato col 17enne, il quale, come le ho detto, mi diceva: la zia non è rientrata, non sappiamo dov'è. Sembrava ansioso, lucido? Ma no, era tranquillo, come se le cose fossero proprio così, e che quindi lui non avesse nessuna colpa, se ce l'ha. Poi quello che è successo è indescrivibile. Cambiamo argomento. Scatterà martedì la chiusura del tratto iniziale di via commerciale compreso fra Piazza Casali e via Sant'Anastasio, un intervento che si protrarrà fino a settembre e comporterà una serie di soluzioni alternative per il traffico. Il tratto di via commerciale compreso fra Piazza Casali e via Sant'Anastasio verrà chiuso al traffico da martedì e fino all'11 settembre. È necessario intervenire sulla rete fognaria, sulle condotte idriche e su quelle elettriche. Contestualmente scatterà un nuovo assetto della viabilità. Chi proviene dal centro verrà deviato in via Sant'Anastasio, da cui si potrà procedere verso Picina. Via Pauliana potrà essere utilizzata per arrivare in Piazza della Libertà. Un'inversione del senso di marcia consentirà a chi arriva da via Martiri della Libertà di voltare verso via Rittmeier. Nel tratto compreso fra via Sant'Anastasio e via Pauliana sarà istituito un senso unico per consentire il passaggio delle linee degli autobus deviate durante la chiusura. Sono previste anche fermate di autobus provvisorie. Si tratta della prima fase di una serie di lavori che prevede una durata complessiva di 18 mesi. Il turismo non è la soluzione dei problemi che si registrano in città. La CGIL lo dice da tempo, dati alla mano. Il segretario provinciale Marega esplicita tali preoccupazioni che non riguardano solo i lavoratori del settore.
Il turismo però deve in qualche maniera redistribuire in maniera più larga possibile su chi lavora all'interno del settore e sui cittadini questo benessere, perché altrimenti il benessere rimane concentrato nelle mani di pochi. Da tempo la CGIL, quando si parla dell'innegabile sviluppo turistico della città, esprime una perplessità non tanto di fondo, quanto piuttosto derivata da una serie di analisi che, attenzione, riguardano chi nel comparto lavora. Tanto lavoro precario, bene, è lavoro in cui il reddito è estremamente basso in funzione delle giornate lavorate, una media circa di 100-115 giornate lavorate. Più nello specifico, secondo Marega, troppe fra le persone che prestano servizio nel settore turistico non ricevono retribuzioni adeguate per poi accrescere la ricchezza della città. Quando tu porti a casa un reddito medio nella ristorazione di 11.000 euro, noi capiamo che poca economia si può far circolare in questa città. Senza contare quelle che Marega annovera fra le negatività di un turismo che dovrebbe essere regolato meglio. Il maggior traffico, difficoltà ad esempio nel reperimento dei parcheggi, uno sviluppo per quanto riguarda i cosiddetti affitti brevi, quindi l'aumento, ecco. Questo però si scarica sulla cittadinanza. E manco farlo apposta, durante la puntata di Sveglia Trieste di cui Marega era ospite, proprio sulla questione degli affitti, la telefonata di un cittadino ha raccontato una realtà per certi versi drammatica. Il mio stabile è stato acquistato per fare casa vacanza, a fine mese io e mia moglie siamo in mezzo alla strada. Ma il rischio è che persone come questa che ha telefonato siano costrette ad emigrare verso un'altra parte della città, la periferia eccetera, dove in qualche maniera per lui sia consentito poter in qualche maniera, ecco, perché altrimenti diventa impossibile per il cittadino medio affittare un appartamento per l'universitario eccetera all'interno del centro città. Ancora una volta la presenza di un defibrillatore a poca distanza dal luogo di un arresto cardiaco ha salvato la vita di una persona. Quella accaduta il 23 maggio scorso è stata una vera e propria catena di sopravvivenza. È una storia a lieto fine quella raccontata oggi dal soccorso alpino. Protagonista Roberto Contento. Era da poco passato il mezzogiorno di sabato 23 maggio quando, rientrando da un giro in bicicletta, Contento è colpito da un infarto. Siamo a Padriciano. Il primo ad intervenire è stato Marco Zagar, che transitava dietro di lui a bordo della propria automobile. Mi sono fermato con la macchina e gli ho staccato i piedi dalle pedivelle e ho constatato abbastanza presto che potesse avere un arresto cardiaco in quanto c'era assenza di respiro, mancanza di battito, e ho cominciato la rianimazione polmonare. Poi si sono fermate alcune macchine a cui ho chiesto di chiedere soccorso. E proprio la richiesta di soccorso inviata al 118 ha attivato l'app DAE FVG in dotazione al soccorso alpino, che dalla sede poco distante dal luogo dell'incidente a Padriciano è intervenuto utilizzando un nuovo mezzo a disposizione ed operando con il defibrillatore, di fatto salvando la vita a Roberto. La fortuna ha voluto che erano presenti in sede questo del servizio alpino e che sono usciti fuori con il defibrillatore. Mi hanno detto che hanno fatto in 3, si facevano il cambio per fare la manovra, che era difficile, e mi hanno dato 3 scariche con il defibrillatore. E infatti quando ho rivenuto sono rimasti veramente sorpresi, cioè, e contenti anche, no, La vicenda, che dunque ha coinvolto in una vera e propria catena di sopravvivenza cittadini, 118 vigili del fuoco e soccorso alpino, merita di essere raccontata per far capire una volta di più un dato semplice ma che fa davvero la differenza. Questa persona è riuscita a recuperare completamente a livello neurologico e oggi è qui con noi. Il messaggio che deve passare è che anche il cittadino che è testimone dell'arresto cardiaco può fare la differenza con delle manovre molto semplici e con l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Giova infine ricordare che per poter utilizzare un defibrillatore non è necessario essere un medico. Normali cittadini che abbiano fatto il corso BLS, BLSD, per cui nel caso ci sia necessità di utilizzare il defibrillatore sa che in certe zone, grazie a delle app, può riuscire a prendere il defibrillatore e continuare il massaggio e defibrillare. Fondamentale, perché noi siamo riusciti, avendo il problema a 50 metri dal cancello, a fare la defibrillazione entro 5-6 minuti.
3 morti, un disperso e diversi contusi. Tragico l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di quest'oggi attorno alle 11:30 nelle acque della cosiddetta Porta di Spalato, nel canale che divide le isole di Brazza e Solta in Dalmazia. Ad entrare in collisione un catamarano di linea, il Krilo Eclipse, e una barca a vela francese sulla quale viaggiavano 8 persone, tutti cittadini della Repubblica Ceca. Si è conclusa a Roma la 2 giorni fondativa di Futuro Nazionale. Al partito di Roberto Vannacci aderisce anche il consigliere regionale Maddalena Spagnolo, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Le alleanze si fanno in prossimità delle elezioni e quindi è un discorso che viene in quella occasione. Adesso il momento è sicuramente diverso, è il momento fondativo di un partito che dà le proprie linee e che vuole assolutamente sottolineare il fatto che queste linee sono linee di destra, non di una destra estremista, di una destra vera, chiara, pulita sulle diverse tematiche. Maddalena Spagnolo, consigliera regionale che ha aderito a Futuro Nazionale, che ieri e oggi ha preso parte al congresso fondativo del partito a Roma, cita la posizione del generale Vannacci per quel che riguarda le future alleanze in vista delle elezioni prossime e non si sbilancia. Pertanto nel suo intervento Spagnolo ha portato alcune tematiche sentite anche in Friuli Venezia Giulia. Ho portato la questione del problema dei confini, no? E degli ingressi illegali che ci sono. In tal senso il consigliere regionale ha invitato Vannacci a visitare il centro di accoglienza allestito all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Quindi Spagnolo ha toccato la questione Electrolux, ribadendo la preoccupazione ed indicando una possibile e generale soluzione a questo tipo di problematiche. È necessario sicuramente un cambio di passo, sicuramente dal punto di vista di politiche europee più tutelanti o quantomeno che non affliggano le nostre imprese. Il problema si ripresenterà a settembre quando le scuole riapriranno, quello delle classi in sovrannumero, anche perché non esiste più la scuola di riferimento. Problema che presenta anche aspetti kafkiani. Il Comune studia correttivi. I problemi con cui il mondo della scuola ha a che fare non sono affatto pochi. Fra i tanti, quello che si pone soprattutto a livello organizzativo riguarda il progressivo venir meno del concetto di scuola di appartenenza, fra l'altro per ragioni comprensibili legate al mutamento sociale del paese. Perché tutti siano in grado di erogare un servizio che è quello che noi tutti assieme dobbiamo alla cittadinanza, è chiaro che una sinergia è indispensabile. E che però deve tener conto dell'autonomia dei singoli enti. L'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio ha pensato ad un correttivo che coinvolge gli istituti comprensivi, l'ufficio scolastico regionale e altre realtà. Io sono ottimista in questo, credo che messi assieme e condividendo un obiettivo, ecco, si arrivi poi alla soluzione e dei problemi. C'è però un caso limite che l'assessore racconta e coinvolge 2 fra le più importanti scuole medie triestine. Sta succedendo ed è uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto opportuno cercare ragionamenti condivisi e collettivi in sinergia. È successo in quella che è la scuola media, no? Adesso secondaria di primo grado, per cui scuola che vive un calo di iscritti e che però fornisce l'aula alla scuola che in qualche modo sembra aver recepito quel calo di iscritti. Al di là della questione logistica, non da poco ben inteso, restano le ragioni collegate alla scelta da parte delle famiglie di orientarsi su una scuola piuttosto che su un'altra. Vi sono considerazioni non banali né di comodità, come pare stia avvenendo in questo caso. L'Associazione Esposti Amianto di Trieste, che da anni segue lavoratori, familiari e cittadini malati o a rischio a causa della pericolosa sostanza, è stata insignita del sigillo del Consiglio regionale. Il mio sogno qual è? È da arrivare alla fine della mia vita, poter dire di non avere più nessun malato nella mia associazione e neanche un esposto all'amianto, perché abbiamo ucciso questa killer finalmente. Questo è il mio sogno.
È l'auspicio di Santina Pasutto, presidente dell'Associazione Esposti Amianto di Trieste, realtà che da anni segue i lavoratori e familiari sul fronte dell'assistenza, dell'ascolto e della tutela, che ha ricevuto nella giornata mondiale delle vittime dell'amianto il sigillo del Consiglio regionale. L'amianto ha provocato una delle ferite più pesanti nella storia industriale della regione, in particolare nelle aree della cantieristica navale tra Trieste e Monfalcone. Secondo i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi, tra il 1995 e il 2025 sono stati censiti 1574 casi di mesotelioma pleurico e 128 di mesotelioma peritoneale. Tante le misure messe in campo dalla Regione negli ultimi anni, dalla mappatura digitale dei siti contaminati ai contributi economici destinati ai cittadini, imprese ed enti impegnati nelle attività di bonifica e smaltimento, ma ora c'è un passo in più verso la ricerca. Questa Regione ha deciso di non accontentarsi più di fare una mappatura, di andare a vedere dove sono i siti, di dare contributi per le bonifiche eccetera, ma abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità. Andiamo anche a finanziare la ricerca per curare la malattia. Cos'è la rigenerazione urbana, concetto alla base della politica urbanistica del Comune? Ce lo spiega Eddie Dalla Betta, dirigente del Servizio Pianificazione Urbana di Palazzo Sipario. Qualche giorno fa il Comune ha tracciato un primo bilancio del progetto Scintille, un contributo regionale per Trieste di poco inferiore ai 2,5 milioni di euro che sarà utilizzato in 2 quartieri periferici, San Giacomo e Valmaura Giarizzole. Indipendentemente da ciò che sarà portato avanti grazie ad esso, Scintille accende un riflettore su un concetto cui assai spesso si accenna. Uno dei contenuti di questo progetto, oltre ai progetti edilizi che stiamo sviluppando, è il programma integrato di rigenerazione urbana. Attenzione però a ritenere che la rigenerazione urbana vada ad esaurirsi in interventi esclusivamente edilizi. Non è solo lavorare sullo spazio fisico, per cui sugli edifici, sullo spazio pubblico, al fine di darne qualità. Il concetto di rigenerazione urbana in realtà porta con sé qualcosa di più, una riconsiderazione generale dello spazio all'interno o paradossalmente anche all'esterno del quale interviene, con ciò comprendendo anche aspetti collegati alla funzione sociale del territorio, oggetto del progetto stesso. Ma è soprattutto lavorare anche sulla comunità, perché abbiamo tematiche che sono legate alla marginalità, sono legate a problematiche anche di sicurezza urbana. Prova decisiva domani sera per le Orchette, la pallanuoto femminile dovrà sconfiggere la SIS Roma per arrivare ad una bella e sperare nella finale di campionato. Crederci fino in fondo. Lunedì 15 giugno, in gara 2 di semifinale scudetto del campionato di Serie A1 femminile, la pallanuoto Trieste affronterà la SIS Roma. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle 20 e ingresso gratuito per il pubblico, diretta streaming sul canale YouTube della squadra. Il pubblico sicuramente sarà un elemento fondamentale, perciò un appello ai tifosi è sicuramente di venire a vedere la partita e lunedì sera vi aspettiamo in tantissimi, cerchiamo di riempire le tribune perché servirà tanto supporto. Sotto per 1-0 nella serie dopo la sconfitta incassata ad Ostia lo scorso 6 giugno, non ha molte alternative la squadra sponsorizzata Summer & Co Shipping. Servono assolutamente la vittoria per forzare la bella e tenere vive le speranze di qualificazione alla finalissima e una prova di alto livello perché l'avversario che si troveranno davanti, le Orchette, ha confermato di possedere davvero tanta qualità. Il loro punto di forza sicuramente è la profondità, portano bene il contropiede, comunque anche da schierate hanno un bel gioco. Noi dobbiamo cercare soprattutto in difesa di essere compatte, abbiamo sempre dimostrato di poter fare bene. In gara 1 la SIS di Marco Capanna aveva messo in mostra tutto il proprio talento offensivo. Sara Centagni e Maxine Schaap, 7 gol in 2, hanno trovato tanto spazio sugli esterni, mentre a Boa la coppia composta da Agnese Cocchiere e Lavinia Papi aveva guadagnato espulsioni e messo pressione alla retroguardia triestina. Tra i pali Olimpia Cesena ha dato sicurezza a tutto il reparto, disinnescando spesso le conclusioni a rete alabardate. Saranno loro le osservate speciali della sfida di lunedì sera. Il pubblico sicuramente sarà un elemento fondamentale, perciò un appello ai tifosi è sicuramente di venire a vedere la partita e lunedì sera vi aspettiamo in tantissimi, cerchiamo di riempire le tribune perché servirà tanto supporto. Chiedo scusa all'interessata e ai telespettatori, l'attaccante delle Orchette si chiama Grace Marussi, è un mio errore e chiedo scusa.
Ieri e oggi allo Stadio Rocco la manifestazione Un Gol per i bambini del Burlo, organizzata dagli amici dei 4 Buffet, Iera Ora, Terzo Tempo, l'Approdo e il Cicchetto, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Roianese e coorganizzata dal Comune di Trieste. I ricavati dell'evento quest'anno andranno a sostenere un acquisto fondamentale per la sala parto del Burlo, appunto grazie ai fondi raccolti. La sala parto potrà essere dotata di una lampada scialitica gemellare destinata alla sala cesareo. La lampada scialitica è un sistema di illuminazione chirurgica ad alta precisione utilizzato durante gli interventi in sala operatoria. La configurazione gemellare consente un'illuminazione uniforme senza ombre del campo operatorio, garantendo ai professionisti sanitari la massima visibilità durante le procedure chirurgiche e ostetriche. Una mostra al Museo Diocesano invita a riflettere su Gesù attraverso la figura di San Francesco. L'esposizione sarà visitabile da lunedì 15 giugno. Preceduta da una presentazione tenutasi all'Auditorium Bonifacio del Seminario, è stata inaugurata al Museo Diocesano, al primo piano del Palazzo di Via Besenghi 16, la mostra Franciscus Alter Christus, che sarà aperta al pubblico a partire dal 15 giugno. L'esposizione occupa uno dei corridoi del museo e riflette sulla figura di San Francesco. Come scrive il Vescovo Trevisi nel quaderno che accompagna la mostra, Alter Christus significando un secondo Cristo, San Francesco diventa uno strumento decisamente fra i più alti attraverso i quali ci si può avvicinare a Gesù. L'esposizione, curata da Agostino Riccardi di Nieto, direttore del Museo Diocesano, aiuta dunque ad entrare nella verità cristiana attraverso le opere d'arte. 4 sono gli autori contemporanei presenti in mostra: Sofia Novelli, a immagine dell'amato, Oleg Supereco, San Francesco d'Assisi, e gli scultori Alan Pascuzzi, San Francesco Alter Christus, ed Etienne Zobler, il transito di San Francesco. Completa l'esposizione un meraviglioso bozzetto realizzato nel 1949 dallo scultore triestino Franco Asco. Prima di salutare vi ricordo soltanto che si è svolta nel fine settimana la 49esima edizione della Muggia Portorose Muggia, organizzata dal Circolo della Vela Muggia, tradizionale appuntamento del calendario velico dell'Alto Adriatico e weekend di apertura del 21esimo trofeo Tre Golfi. Oltre 300 i velisti in mare provenienti da diverse nazioni, tanti gli appassionati che hanno seguito lo spettacolo da terra. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in compagnia, vi rimando al nostro appuntamento di domani alle 7 con Sveglia Trieste. Buona serata a tutti e arrivederci.